Atti degli Apostoli, capitolo 12, dal primo verso fino al verso 16. Atti, capitolo 12, dal primo verso fino al verso 16. Gloria al Signore. Amen. Se l'avete trovato inizio la lettura, a Dio sia la gloria. In quel periodo il re Erode iniziò a maltrattare alcuni della Chiesa e fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli azimi. Fattolo arrestare, lo mise in prigione, affidandolo in custodia a 4 mute di soldati di 4 l'una, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa di Dio per lui. Amen. Ora, la notte prima di quando Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. L'angelo, toccato il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: alzati presto, e le catene gli caddero dalle mani. Poi l'angelo disse: vestiti e legati i sandali. E Pietro fece così. Poi gli disse: mettiti il mantello e seguimi. Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che fosse vero quel che avveniva per mezzo dell'angelo, ma pensando di avere una visione. Come ebbero oltrepassato la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sé davanti a loro. Usciti, si inoltrarono per una strada e in quell'istante l'angelo si allontanò da lui. Pietro, rientrato in sé, disse: ora so per certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode, da tutto ciò che si aspettavano i giudei. E considerando la cosa, si recò a casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Appena Pietro bussò alla porta del vestibolo, una serva chiamata Rode si avvicinò per ascoltare e, riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro ad annunciare che Pietro stava davanti alla porta. E quelli le dissero: tu sei pazza. Ma ella insisteva che era così. Ed essi dicevano: è il suo angelo. Ma Pietro continuava a bussare, e quando ebbero aperto, lo videro e si stupirono. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. Il contesto credo sia chiaro. Si parla dell'arresto di Pietro. È un periodo storico nel quale il re Erode si scaglia contro la Chiesa del Signore, perseguitando i credenti, i cristiani. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni, e vedendo che questo era gradito ai giudei, continuò e fece anche arrestare Pietro. Abbiamo letto che lo affidò a dei soldati, numerosi soldati, come se fosse pericoloso, un terrorista, e voleva presentarlo al popolo dopo la Pasqua. Però abbiamo letto che c'era qualcuno che pregava per Pietro. È vero? Amen. Mentre accadeva tutto questo nella vita di Pietro,
la Chiesa pregava per lui. Anzi, è scritto, fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa di Dio per lui. Alleluia. Amen. 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 Mentre accade tutto questo, tutta questa ostilità contro Pietro, la Chiesa del Signore prega per Pietro. Alleluia. Alleluia. È importante la preghiera. È fondamentale la preghiera. Alleluia. E vogliamo pregare il Signore gli uni per gli altri. Amen. 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 Anche se non stiamo vivendo le stesse sofferenze di Pietro in quel momento, ognuno di noi ha le proprie sofferenze, vero? Amen. Ed è per questo che ci affidiamo a una preghiera, Alleluia. gli uni per gli altri, alla preghiera comunitaria, alla preghiera dei credenti, amen, dei nostri fratelli, delle nostre sorelle in Cristo. E vogliamo insieme elevare a Dio fervide preghiere. Amen. Alleluia. Dio ascolta queste fervide preghiere. Abbiamo letto che una notte, ecco, che Dio risponde a queste preghiere, manda un angelo a liberare Pietro. Abbiamo letto il modo come viene liberato, addirittura non crede neanche a quello che sta vedendo, pensa che sia una visione. Si era addormentato, no? Mi sa che sto sognando forse la libertà. Spero tanto nella libertà che quasi quasi la percepisco, mi sta liberando il Signore. Ma così stava veramente accadendo. L'angelo del Signore stava liberando Pietro in risposta a quelle preghiere. Amen? Amen. Amen. Ma la nostra attenzione, vorrei che questa mattina fosse su due porte. Una porta viene aperta, l'altra porta non viene aperta, rimane chiusa per un po'. Gloria al nome del Signore. Dio apre le porte. Amen. Ma c'è una porta che il Signore non vuole aprire. Vuole che siamo noi ad aprire quella porta. Amen. Amen. A volte preghiamo il Signore, apri una porta. E il Signore interviene, apre una porta. Vedete, in questo caso, mentre stavano scappando, Pietro e l'angelo incontrano questa porta di ferro che poi si metteva alla città, in città, alla libertà. Non avevano le chiavi, ma questa porta si aprì. Amen. Perché Dio voleva liberare il suo apostolo. Amen. Amen. In risposta a quelle preghiere. Alleluia. L'apostolo cosa fa? Dove vado? Sono libero? Vado dai fratelli, dalle sorelle. Amen. La chiesa era riunita in casa di Maria. Mentre stavano pregando, bussano alla porta. Una serva di nome Rode non apre la porta. Capisce che c'è Pietro, ma non gli apre la porta e va a riferire ai fratelli che erano lì, alle sorelle. E Pietro è qui. Alleluia. A volte la porta che noi dobbiamo aprire, non riusciamo ad aprirla per l'incredulità. Non so se riuscite a comprendermi. L'incredulità. Ma se stavano pregando per Pietro, che il Signore lo liberasse, perché non hanno creduto che Pietro era lì, dietro la porta? Amen. Quella porta poteva essere aperta dal Signore, sì. Quella porta poteva essere aperta dal Signore come fu aperta la porta del carcere? Sì. Dio è potente ad aprire le porte. Amen. 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 Ma c'è una porta che il Signore vuole che la apriamo noi. Alleluia. E quella è dimostrazione di fede. Amen. 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 Qual è questa porta? È la porta del mio cuore e del tuo cuore. Quella la dobbiamo aprire noi.
Cosa dice il Signore? Ed ecco, io sto alla porta e busso. È vero? Amen. In Apocalisse. Se uno mi apre, non sto io ad aprire quella porta, ma devi essere tu ad aprire quella porta. Amen. Dio potrebbe aprire anche quella porta, la porta del tuo cuore, ma è così gentile e buono, Signore, perché Dio non si contraddice mai, Dio è amore. Amen. Amen. E in modo amorevole sta lì dicendoti: aprimi la porta del tuo cuore. Alleluia. Non essere indifferente e incredulo, apri la porta del tuo cuore, io voglio entrare. Amen. Alleluia. Amen? Amen. Gloria al Signore. Questa è una porta che ognuno di noi può aprire e deve aprire, Alleluia. in risposta all'appello del Signore, Alleluia. in risposta alla fede. Amen? Alleluia. Il giusto è salvato per la fede. Noi siamo salvati per la fede, in grazia, nella grazia di Dio, in Cristo Gesù, per fede. Amen. 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 Gloria a Dio. Alleluia, gloria al nome del Signore. Ma purtroppo c'è in ognuno di noi qualcosa di innato che si chiama incredulità. Abbi pietà, Signore. Alleluia, Signore, abbi pietà. E tante volte l'incredulità impedisce a Dio di operare. Non perché Lui non voglia operare, ma perché noi non crediamo che Egli possa operare. Alleluia, Signore. Eppure la Scrittura ci dice che Egli può fare infinitamente di più di quello che domandiamo e pensiamo. Alleluia, Gesù. Amen. Amen. Io vi confesso che sto vivendo proprio una battaglia interiore, proprio perché una parte di me dice: Signore, ma riusciremo mai a comprare questo locale? E un'altra parte di me dice: se Dio vuole e se tu credi, tutto è possibile. Amen. E io vorrei che vincesse questa parte di me. E vi chiedo aiuto. Preghiamo il Signore. Amen. Amen. Gloria a Dio. Perché quando si prega non si può credere che proprio ora il Signore può rispondere. Alleluia, Gesù. Cosa ci impedisce di credere che Dio non lo possa permettere? Alleluia. Non è per forza né per l'esercito, ma è per lo spirito mio, dice il Signore. Amen. Alleluia. Non è per le tue capacità, non è per fortuna, non è per nessun'altra cosa, ma è lo Spirito di Dio che vince e che ci fa vincere. Amen. È il Signore che apre le porte e le chiude. Alleluia. Amen. 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 E c'è un detto nel mondo che dicono così: quando si chiude una porta si può aprire un portone. È vero? Sì. Alleluia. In fondo è vero, anche biblicamente. Se Dio dice no, permetterà qualcosa di ancora più bello e di più grande. Amen? Ma Amen. se Dio dice sì, nessuno può mai fermarlo. Alleluia. Amen? Amen. Alleluia. Gloria a Dio. La Chiesa pregava e la risposta alla preghiera era là, dietro la loro porta. Alleluia, gloria al Signore. Il motivo per cui la risposta alla preghiera era fuori era proprio l'incredulità. Pregavano, ma erano increduli. Ma può darsi che il Signore stia rispondendo proprio adesso. Come stiamo pregando il Signore per Pietro, e tu ci dici che c'è Pietro fuori, ma è mai possibile? Sì, è possibile. Perché porre dei limiti a Dio? Alleluia. Lui che è immenso e non ha limiti. Gloria a te, Chi sei tu a porre dei limiti a Dio? Alleluia. Gloria al Signore. C'è un esempio nella parola di Dio, tanti esempi. Quando Dio promette qualcosa, niente e nessuno può mai fermare e impedire quello che Lui promette.
Vi ricordate Abramo e Sara? In età avanzata, ma che dico avanzata? Se parli con un medico oggi dice è impossibile. A 100 anni. Ma si può essere genitore a 100 anni? Eppure il Signore aveva fatto una promessa. Quella promessa si è avverata. Amen. Amen. Alleluia. Gesù non aprirà al posto tuo la porta che solo tu puoi aprire. E la porta è quella della fede che è nel tuo cuore. Amen. Dipende da noi. Ripeto quel verso, Apocalisse capitolo 3, versetto 7 e 8. Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui Amen. e cenerò con lui Amen. e lui con me. Amen. Alleluia. Ora Dio vuole benedire la tua vita, la mia vita. Dio vuole benedire. Amen. Dio non vuole non benedire. Io credo sia nella volontà di Dio benedire la sua Chiesa. Alleluia. Ogni suo figliuolo. Amen. Ogni sua figliuola. Donandoci cosa? Quello per cui stiamo pregando. Amen. Dio vuole donarci quello per cui stiamo pregando da tempo. Ora dobbiamo credere che Egli ha già aperto tutte le porte per poter ricevere. Questo è il segreto. Devi credere che Egli ha già aperto tutte le porte. Amen. E sta a te aprire l'ultima porta. Amen. E allora riceverai. Amen. Amen. Gloria al nome del Signore. Mi ricordo un aneddoto. Un ragazzino pregava in famiglia. Era tanto tempo che non pioveva. E allora pregò il Signore che piovesse, no? E uscì di casa e si prese l'ombrello. E allora il papà disse: ma c'è il sole, perché stai prendendo l'ombrello? Papà, sì, abbiamo pregato che deve piovere, io mi preparo. Prendo l'ombrello, mi servirà. Ma c'è il sole, abbiamo pregato, mi servirà l'ombrello. Alleluia. All'improvviso cambiò il tempo e venne giù la pioggia. Gloria al Signore, dobbiamo credere in Lui. E allora l'impossibile diverrà possibile. Amen. 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 Le porte che non si possono aprire le aprirà il Signore per noi. Amen. Ma quella che possiamo aprire, dobbiamo aprirla noi. Amen. A Dio sia la lode e la gloria. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia. Allora? Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia, Gesù. Alleluia, gloria a te, Signore.